Comandante, usando una metafora sportiva, è arrivato il giorno in cui appendere le scarpette al chiodo. Appendere la divisa al chiodo, sì, la divisa l'ho conservata, l'ho messa in un bell'armadio assieme a tanti bei ricordi, però la mia divisa io ce l'ho cucita sulla pelle, quindi non la lascerò mai. Un ricordo, comandante, un aneddoto dei suoi anni di servizio. Lei quanti anni è stato nell'amministrazione penitenziaria? Quasi 40, manca qualche mese per 40 anni. Ha iniziato la carriera dove? Ho iniziato la carriera a Palermo, a Luciardone, quando è iniziato il primo maxi processo con l'Aula Bunker e con tutti i 460 mafiosi, tutti alla sbarra. Quindi da lì è iniziata il mio percorso come agente di custodia, perché io ho fatto 8 anni da militare, da agente di custodia. Oggi è una festa per la sua pensione. Il suo personale è molto vicino a lei, abbiamo visto. Io ho fatto il comandante qua per 18 anni e ho cercato di stare sempre vicino al personale, di spronarlo, di aiutarlo, di seguirlo, e ho ricevuto tantissimo. Come ho detto poco fa, veramente quello che mi sto portando dietro, delle cose che loro mi hanno dato, sono sicuramente molte di più rispetto a quelle che io ho dato. Una criticità, un evento che le è rimasto impresso, recentemente c'è stato anche il Covid, lei... Proprio a quello mi stavo riferendo, volevo riferirmi perché il Covid è stato dirompente per gli istituti penitenziari. Abbiamo vissuto momenti di tensione, momenti terribili, siamo stati anche come tanti altri istituti lì per avere problemi di sommosse e di rivolte. Ma grazie al mio personale, al fatto solo di seguire tutte le situazioni, al fatto che un gruppo di persone pazze come me siamo rimasti qua in caserma a dormire 24 ore su 24 per fronteggiare eventuali emergenze, siamo riusciti, grazie a questa esperienza e a un po' anche di fortuna, a evitare qualsiasi tipo di problema. Forse Agrigento è stato uno dei pochi istituti in Sicilia dove non è successo nulla durante il periodo di Covid. Lei lascia Agrigento dopo tanti anni di comando, una casa circondariale dedicata a un uomo delle istituzioni, a un uomo in divisa, Pasquale Di Lorenzo. Che ricordo ha, comandante, di questo istituto penitenziario? Io, intanto, Pasquale Di Lorenzo non l'ho conosciuto, ma sono stato purtroppo al suo funerale, perché ero a Palermo e mi hanno mandato in qualità di rappresentanza dell'amministrazione. Questa è una persona che deve essere seguita da esempio, deve essere seguito come persona che era dedita allo Stato, alla legalità, per l'affermazione esclusivamente della legalità. Ha pagato a caro prezzo la sua dedizione allo Stato, ma io mi permetto anche con l'occasione di ricordare Montalto, che era un mio agente nella mia sezione, la 9ª sezione del Luciardone, quando è stato ucciso, con cui ho lavorato tantissimo, abbiamo lavorato veramente braccio a braccio per tanto tempo, e vorrei ricordarlo assieme a tutte le altre vittime del dovere, sia della Polizia Penitenziaria ma anche di tutte le altre istituzioni che fanno parte dello Stato. Anche bei ricordi, comandante, lei ha fatto tante cerimonie, tante feste, sempre in prima linea. Anche noi come televisione abbiamo seguito le sue manifestazioni. Tanti bei ricordi, cioè lei lascia un bel ricordo all'amministrazione. Io ho fatto il mio lavoro con passione. Fare il proprio lavoro con passione significa sacrificarsi, significa stare sul pezzo sempre e comunque, stare attenti a difendere l'istituzione da qualsiasi tipo di aggressione possa esserci, sia da parte della controparte ma anche del fuoco amico, perché anche il fuoco amico è quello che quando ti colpisce ti fa molto più danno. Quindi ho cercato sempre e comunque di difendere l'efficienza e la funzionalità del reparto nei confronti di tutti. Quindi momenti belli, sì, momenti belli ne abbiamo passati, anche oltre a quelli critici che fanno parte, sono connaturali del lavoro. E uno di quei momenti sono le belle feste del corpo che abbiamo organizzato, a cui voi avete dato veramente tanto risalto, e di questo ve ne sono grato. La Polizia Penitenziaria sempre nel cuore, comunque. Sempre, ho detto poco fa all'inizio che io ho cucito addosso la mia divisa.
non la toglierò mai, quindi sempre nel cuore. Auguri. Grazie.